premio. Bella raga, Domani. ciao a tutti dal Cumendone veneziano, siamo al Mugello, gara amata al Cume, ottavo posto in griglia, non male. Marco Marchetto Marquez Paul e prevedo comunque di fare una buona gara, anche se il rettilineo finale in gara sarà pericoloso perché noi siamo ancora lenti. Eccoci in diretta sulla griglia di partenza della classe MotoGP, Allora, dove i piloti e i tecnici stanno discutendo gli ultimi asfalto dettagli 42. prima dell'inizio della gara. Quindi dovremmo andare di media, però facciamo così. Rischiamo media. Ok, soft e media, proviamo. Carburante per 7 giri. E niente raga, andiamo con Dovizioso al terzo posto. Che ormai pochi... Che Cume guarda dietro. Oh my god. Abbiamo un Cume curioso con la testa così. Oh my god, perché? Questa roba, spero di non perdere tempo. Un Cume con la testa storta, che bello. Deve essere un bug sicuramente. Oh. Vabbè, partiamo ragazzi, l'inferno è partito. Rimango un po' sbigottito nel vedere. Guardate il Cume ragazzi, che bello. Vai ragazzi, siamo partiti bene, però questa è una gara dove possiamo far bene nonostante la testa storta. Sarà un bug sicuramente, perché speriamo sia solo grafico, ma il miraggio è uscito. Il veneziano si guarda avanti e indietro, però non guarda la pista, molto bene, vabbè. Tipici vaneggi veneziani. Ma perché sta roba? Che bello. Molto good. Forse era una nuova tattica per distrarre l'avversario. Scrivetemelo se vi è successo anche a voi o a qualcun altro che ha registrato. Ok, insomma, anche abbassare la mescola perché sennò non arriviamo a fine gara. Ok, siamo ottavi comunque, molto molto bello. Cioè, ma guardatelo ragazzi, crampola il collo per veneziano. Per fortuna non sembra influenzare la velocità. Ma rimaniamo ottavi, adesso sarà difficile recuperare, anche perché con la testa storta è molto dura. No, è bruttissimo da vedere più che altro, ma perché sto vaneggio? Che belli sti vaneggi. Anche Mugello gara favorevole. Io non ho scritto niente ragazzi, cioè. Vabbè. Testa storta. Scrivetemi se anche voi avete avuto sto problema. O avete visto 3 persone avere sto problema della testa curiosa. Occhio. Mamma mia, scodata pura. Però dai, non stiamo andando male per il momento. Non è facile, anche perché veneziano non guarda la pista. A lui non serve guardare la pista per guidare. Lui va oltre. Ma basta, guarda che fastidio che mi dà, oh. Testa storta. Va bene, gioco. Hai sempre ragione tu. Non vedo di vedere con i prossimi miglioramenti cosa combiniamo. Certo Marquez gira 2 secondi più veloce di noi. Siamo ancora comunque lontani dalla top ed è bello così. Mamma mia.
Ok, beh, dai che ci siamo, 4 giri alla fine e un veneziano storto. Veneziano curva a sinistra ma lui guarda a destra. Nuova tattica, più nuova moda lanciata da veneziano. Qui al Mugello, bellissima. In questo momento siamo messi, cioè dietro non stiamo rischiando per il momento, però non riusciamo a prendere i premi. Questa è la situation. Ancora scodatissima. Qua non proprio una gran cosa, qua perdiamo molto. Dobbiamo stare attenti a quelli dietro. Ma una gara influenzata da un veneziano curioso che si guarda attorno, non guarda la pista. Dai fioi, però all'ottavo posto ci metto la firma, vanno bene queste posizioni, questa moto. Stiamo guidando abbastanza puliti e questo è importante per noi. È chiaro che non c'è ancora battaglia incredibile per le prime posizioni, ma meglio così. Ok, quantomeno ci stiamo prendendo vantaggio dalle moto dietro e questo è positivissimo. Vediamo se miglioriamo un po' il giro. Yes! Miglioriamo il nostro personale. 3 giri alla fine. So che magari non ci sia un crollo di prestazione degli altri. Carburante sotto controllo. Occhio, brutto questo, questa molto negativa. Infatti hanno recuperato molto le moto dietro, niente da fare. Perdiamo davanti e recuperano dietro. Il Cume si guarda sempre attorno, che bello. Tanto vale decimo, mamma mia, tracollo di rossi. Ma sta arrivando un nuovo pilota italiano che ha vinto tutto nella sua storia ma vuole ricominciare a vincere. Mentre la Beata 2 che sboccia la moto scappa. Ok. Diciamo che l'ultima parte del tracciato è quella sicuramente che mi riesce meglio, Questo è poco ma sicuro, dove le guadagno sulle moto dietro e recupero su quelle davanti. Dopo il primo settore che mi dà qualche problema, anzi forse quello centrale più di tutti. Comunque dai, non male. Mamma mia, qua l'ho rischiata, qua l'ho rischiata tanto. Morbidelli vuole attaccarmi, Devo resistere ancora 2 giri. Vai, testa storta. Adesso però le gomme sono veramente messe male, Quella davanti, che è la più morbida, sta soffrendo tanto. Dai Beppe. Occhio, mamma mia. Sento Morbidelli dietro, sarà durissimo l'ultimo giro. Questa buona. Mamma mia, scodate purissime, però dai, prese bene, avevo guadagnato qualcosa. Venezianone, ma ti ricordo lì che è un attimo cadere. Ok, perfetto. Benissimo, presa molto bene. Però Morbidelli è veramente attaccato al culo, Il Morbi è veramente vicino e la cosa non mi piace minimamente. Ma provo a fare l'ultimo giro a bomba e miscela 2 a sperare e pregare. Ok,
mantenere l'8ª piazza con le unghie e con i denti. Anche presto avremo una moto più competitiva e soccacchi per gli altri e torniamo a comandare come i vecchi tempi. Chissà se veramente il fatto che il fume sia con la testa storta possa influenzare un po' la velocità, non credo però, penso che questo sia il mio limite a livello di bravura e moto in questo momento. Stiamo comunque migliorando, stiamo tornando ai fasti in questo final lap kumendiano. Ottimo. No, mamma mia, mi sono visto morire qua. No, cazzo, il carburante. Devo metterlo a 0. Meno male che mi sono accorto. Ai ai ai, stiamo rischiando adesso. Mamma mia, rischiamo la beffa atroce. Prego, tieni duro. Avevamo anche recuperato bene, cavolo, sono in difficoltà anche loro. Però stiamo finendo la benza. Problemi anche degli avversari con le gomme. Va bene. Vince Marchetto. Yes, buonissimo 8º posto. Veneziano c'è. Veneziano c'è. Prima di assistere alla premiazione sul podio andiamo a dare uno sguardo ai risultati finali della gara MotoGP. Ok, vediamo la classifica. Siamo a pari punti con Morbidelli per la 10ª piazza, bene. Ma il parco chiuso inizia a popolarsi, dai? No, niente. Il parco chiuso non si popola più. Abbiamo qualche contratto nuovo? Niente. Beh, chiaramente non ci vogliono ancora. Ci sono anche moto migliori. Vabbè, però per il momento stiamo nella nostra scuderia, che va bene. Non esageriamo. Ok, baby. 7 settimane, insomma manca ancora, Adesso abbiamo il Gran Premio di Catalogna, ragazzi, gara per noi molto molto favorevole storicamente parlando, quindi prevedo grandi cose. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!